Amici di Diretta Sport, benvenuti al Comunale Salvatore Loriga di Galtellida, dove vi racconteremo la sfida tra Tuttavista e Orani, big match del 19° turno del campionato di seconda categoria. Amano il palleggio i giocatori del Tuttavista, che ora riescono ad allargare bene il campo. Mameli sull'out di destra attende la sovrapposizione, che arriva puntuale, il cross teso, arriva il gol, il Tuttavista è in vantaggio. C'è stata la sfortunata autorete del difensore dell'Orani. Si mangia il gol del pari con il piatto sinistro Emanuele Soddu. Intanto seguiamo il corner, il traversone basso, attenzione alla battuta al volo con il destro Simone Mameli a battere Luca Mameli. Tutti i saltatori sono all'interno dei 16 metri, il pallone molto tagliato e Solinas per poco non trova il tocco vincente sotto porta. Può insistere Floris, ora Contini guarda la porta, anche lui il tiro insidiosissimo di Contini che sfiora il gran gol. Applausi a scena aperta ancora per il Tuttavista. Attenzione a Soddu, dall'altra parte c'è solissimo Noli, l'Orani qui in sovrannumero, Brau il suo ingresso in area, attenzione a Brau, l'ha sterzato, il pallone sul destro, Brau attende troppo prima di calciare, allora arriva il perentorio intervento di Antonello Contini. Il colpo di testa, il pallone fuori, Tuttavista che propone ancora gioco qui, ottimo lo stop di Mameli, c'è stata la trattenuta evidente, secondo giallo ed espulsione. Noli arriva da dietro Mameli, forse anche con il fallo si continua a giocare. Brau dentro l'imbucata per Fadda, attenzione a Fadda, il pallonetto e arriva il gol, ha pareggiato l'Orani al 22° del secondo tempo, il delizioso pallonetto di Michele Fadda che trova così il suo 19° gol stagionale. Ribattere il traversone basso Floris, bene per Mameli, arriva in anticipo Succu. Il colpo di testa fuori di un soffio. Buona la spizzata di testa, attenzione al pallone messo in mezzo, Simone Mameli, la sfera è sul mancino, arriva il gol del Tuttavista che torna in vantaggio con Simone Mameli, pescato bene all'interno dell'area. 37:30, arriva la battuta del calcio di punizione per Floris che non è freddo davanti alla porta. Ancora l'Orani in avanti, il pallone raccolto da Priamo Secchi, attenzione, c'è il calcio di rigore. Fadda contro Lianas, il fischio, il tiro e il gol, ha pareggiato l'Orani, la doppietta di Michele Fadda. Luca Mameli va dritto in porta, qui incerto, Succu rischia tantissimo.